Intorno. Guarda che c'è la fila! Vieni qua. Vabbè, ci mica voi. Piano. Vai. Poco avanti, però c'è in mezzo alla strada. No, dopo lo mandi là dietro. No, io lavoro qua, volevo Maurizio Sì, ma sta arrivando a riempire. Non si vede. Vai! Intanto un appello per andare a votare. Paradossalmente difficile che un candidato dica prima delle elezioni è più importante che andiate a votare che non che votiate per me, però per noi, per come sono le primarie, è fondamentale che siano tanti cittadini e che scelgano di partecipare, un momento nel quale in troppi pensano che il futuro sia ormai un problema, invece se noi andremo in tanti a votare torneremo a dare speranza all'Italia. E poi la proposta è molto semplice, ci sono due alternative in campo, c'è quella rispettabile di Pierluigi Bersani, una proposta seria di una persona solida, io non parlo mai male degli avversari e in particolar modo non parlo male dei compagni di strada come Bersani, però è una proposta che è una proposta di conservazione. Dall'altro c'è l'innovazione, c'è il futuro. Chiaro, il futuro è sempre più un rischio, ma credo che la partita sia una partita a due tra la conservazione e l'innovazione e spero che siano in tanti coloro i quali andranno a votare per scommettere sul domani. Se vincerà Bersani noi gli daremo una mano, se vinceremo noi cambieremo le cose. Dai fondati? Non partecipo con sottofonomi, tutte le volte che mi fanno la stessa domanda rispondo allo stesso modo. Monti è un prezioso per l'Italia, ma facciamo il gioco di sottofonomi che in particolar modo è quello che non è appena, che è l'incarico più importante e su cui evitare il gioco della personalizzazione dei nomi. A livello di fondati sembra che l'innovazione possa pagare come numeri per le elezioni. I dati sono tanti e interessanti. Quello che sembra è che se vincessimo noi le primarie il PD otterrebbe un risultato molto più significativo dopo, però credo che la discussione a 4 giorni dal voto non sia su chi ha il sondaggio migliore. La discussione è questa, cari modenesi, cari emiliani, se volete cambiare l'Italia il cambiamento non è mai stato così vicino, però bisogna andare a votare, bisogna fare la fatica forse di fare mezz'ora di coda, un quarto d'ora di coda,
bisogna fare la fatica di andare al seggio con 2 euro con la carta elettorale, con la carta d'identità. Chi fa questa fatica cambia, chi non fa questa fatica si tiene quello che c'è. Modena decide il voto secondo te, Matteo? Modena e più in generale le zone rosse, le regioni rosse avranno un numero maggiore di partecipanti alle primarie, questo sarà fondamentale come volumi, non a caso io gli ultimi giorni li faccio qua. Ieri sono stato in Puglia, a Terra di Vendola, oggi vengo in Emilia per dare un'attenzione concreta ai tanti amici che stanno lavorando su questa sfida. Credo anche che sia importante oggi un pranzo con tante persone, tra cui diversi anziani, per dire che noi non siamo per rottamare gli anziani, noi vogliamo rottamare un modello di politica basato sul finanziamento pubblico ai partiti, sui vitalizi, sul numero spaventoso di parlamentari. Noi vogliamo rottamare questa politica perché non ce l'abbiamo con gli anziani, ce li abbiamo con quelli che sono da troppo tempo fermi in Parlamento. Grazie, grazie a tutti, andiamo alle Faglie, andiamo, che alla si mangia, finalmente dobbiamo arrivare a Bologna per mangiare. No, gli inciuci e no ai matrimoni gay. Vai, i matrimoni gay sono dei richetti. Ci penso io, capisco io. Due Matteo. Scusa, non avevo riconosciuto. Siamo molto affaticati. Una settimana un ex presidente Movimento 5 Stelle, sono fuori. Vabbè, però ti dobbiamo di portare dentro. Dentro, da un'altra parte. Eccolo! Ero con Balestrazzi e la civica di Mare. Siamo stati annullati da Beppe Grillo la lista civica di Mare. Siamo stati in un po', adesso partiamo. Intanto aderisco. Dai, sicuramente. Ciao, dai ragazzi, dai. L'amico dell'altro Matteo. Ciao. Posso fare in bocca al lupo? Come no? No, ciao! Vediamo! Che è successo? Buongiorno, salve. Noi siamo incazzati di casa. Perché incazzati? Ragazzi, vediamo, dobbiamo assaggiare un ballottaggio. C'è il ballottaggio, vieni qui del ballottaggio. Grande. Ciao, buongiorno. Mi raccomando, Andiamo a casa. Buongiorno.
aspettate, grazie e buon pranzo insieme. Io non mi registro, io vado la mattina lì, volto e vengo via. Però si fa per colpa. Noi siamo registrati. Sono la prima parte. Vabbè, ma Sono la prima coda. Quella online tutti. È la seconda che non fuori, non fa in tempo. La domenica vado alle 5 di pomeriggio, dopo la partita e mi schiaccio lì. Poi me la faccio tutti. Se mi insulteranno, che regole che avete fatto? A me lo dite. E spiega che io ho vinto, no? Alla prima o seconda partita.
quasi loro!